Perdono colonnello, lei oggi è qui a Veneto Agricoltura, come mai? Oggi i Carabinieri Forestali hanno donato a Veneto Agricoltura e alla Regione Veneto un esemplare derivante dalla riproduzione dell'albero di Falcone. Si tratta di un Ficus Macrophylla magnoleides e la sua singolarità è proprio quella di dimorare la pianta madre che dimora presso le vicinanze dell'abitazione del giudice di Falcone assassinato dalla mafia nel 1992. I Carabinieri Forestali, in particolare il raggruppamento Biodiversità Carabinieri e il Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano hanno riprodotto questo esemplare che vediamo qui accanto, proprio partendo da una singola gemma dell'albero di Falcone. Il progetto dell'albero di Falcone è un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente, della Fondazione Falcone e dei Carabinieri Forestali e si inserisce in un progetto più ampio che è quello di un albero per il futuro, un progetto che prevede la messa a dimora di 50.000 piante da distribuire agli istituti scolastici e agli enti di tutte le regioni d'Italia. Domani a Palermo si terrà un'importante conferenza dove verranno donati altri esemplari come questo praticamente dell'albero di Falcone e verranno donati agli istituti scolastici e a vari enti in modo tale che proprio nella giornata di domani si potrà visualizzare su mappa la geolocalizzazione di tutti gli alberi di Falcone che sono stati distribuiti a livello nazionale. Quindi una bella iniziativa sia da un punto di vista forestale, ma è anche da un punto di vista etico-civile. Diciamo che è proprio questo la bellezza di questo progetto, il messaggio che si vuole lanciare di tutela alla legalità, in particolare la tutela alla legalità ambientale, finalizzato al contrasto di tutte le mafie. Il messaggio che vogliamo anche lanciare come Arma dei Carabinieri è quello di affidare a questi nuovi custodi dell'albero di Falcone il dovere morale di tutelare e conservare il messaggio simbolico di tutela alla legalità ambientale. Il QR code sul tabellino della pianta cosa indica? Ogni pianta che è stata consegnata agli istituti scolastici, ai vari enti, è munita di un'etichetta sulla quale è impresso un QR code che, se inquadrato, comunica e dà la geolocalizzazione della pianta unitamente alla sua ubicazione, quindi sul territorio, e all'ente che l'ha presa in custodia. Questa pianta così importante, dottor Correale, dove verrà posta da Veneto Agricoltura? Per noi ovviamente è un onore avere un esemplare così simbolico e rispondere positivamente alla richiesta del governatore Zaia di conservare questo esemplare presso le nostre strutture. Questa pianta verrà trasferita presso uno dei nostri centri, in particolare il centro di Podio Tramontana, e conservata in condizioni climatiche idonee alle sue caratteristiche. Successivamente sarà nostra cura posizionarla in un luogo di conservazione definitiva, visibile al pubblico, sempre in condizioni climatiche controllate. Direi che è veramente importante, anche a nostro modo di vedere, un'iniziativa di questo tipo. Ringrazio infatti il tenente colonnello Corrado e il generale Baratta che in qualche modo
hanno fatto sì che la nostra agenzia possa collaborare e a un'iniziativa di questo valore. Ricordiamo tutti infatti le foto della pianta madre di questa piccola talea. Di che pianta si tratta? È un Ficus macrophylla, è una pianta che nelle giuste condizioni può raggiungere delle dimensioni notevoli, qualche decina di metri anche di altezza, ed è una pianta che in questo caso l'esemplare è particolarmente simbolica, perché stavo appunto ricordando le foto che tutti noi abbiamo potuto apprezzare delle manifestazioni della popolazione davanti a questa grande pianta a ricordo appunto di una persona che tutti noi dovremmo avere come esempio, come Giudice Falcone, insomma.